pomeriggio, ben trovati. Sicilia 24 Focus, è una trasmissione che non avremmo voluto fare, semplicemente perché non vorremmo che esistesse nel mondo il nome che stiamo per dire, bullismo. E invece esiste, e invece è un fenomeno spesso sottolineo, ogni tanto portato a galla, spesso qualcosa che produce degli effetti dai quali non si può più tornare indietro. Insomma, ne parliamo e forse a questo punto, proprio perché esiste, dobbiamo parlarne sempre di più. Ben trovato a Luca Napoli, grazie per essere qui. In questi giorni abbiamo sposato anche noi quello che è insomma un filmato che è frutto di una tua iniziativa collegata alla partita del cuore. Tema di quest'anno è stato la lotta contro il bullismo e la tua campagna è una campagna fatta con i ragazzi che proprio è volta a sensibilizzare contro. È così? Sì, assolutamente sì, grazie per l'invito. È un tema purtroppo fondamentale di attualità, come lo scorso anno fu quello del femminicidio. In questi giorni ovviamente si può ammirare a Catania la bellezza di questa campagna di sensibilizzazione sociale i cui protagonisti sono gli studenti delle scuole che hanno preso parte a questa nostra iniziativa, quindi contenti di poter raccontare in maniera anche forse un po' ironica questo fenomeno del bullismo che purtroppo adesso affronteremo è di forte attualità. Allora, abbiamo dei collegamenti, Luca, perché ne parliamo tra poco, anche vedendo naturalmente questo spot che è frutto di impegno e soprattutto, se mi permetti, di grande sensibilità. Saluto la dottoressa Giorgia Butera in collegamento con noi. Ben trovata Giorgia Butera, laddove si parla di sensibilità e di diciamo fatti che riguardano le fragilità e l'umanità. Giorgia, in quanto sociologa ma anche in quanto presidente di Mete Associazioni, è certamente una voce dell'anima che ci piace molto sentire. Grazie a Giorgia Butera. Abbiamo anche l'altro ospite che saluto, un buon pomeriggio, è collegato con noi da Milano, o sbaglio? È a Milano? Da Chioggia. Da Chioggia, allora va bene, precisiamo, da Chioggia, ed è Cristiano Castelnovo, ACBS, Associazione contro il bullismo. Ne parliamo tra poco. Scolastico, no, avevo dimenticato, ci possiamo dare del tu, è vero Cristiano? Assolutamente sì. Cristiano, certo. avevo dimenticato la parola scolastico, che poi è fondamentale in tutto questo discorso, no? È fondamentale. Certo. Allora, partiamo da qua. Intanto c'è un collegamento bellissimo che si è creato, un asset tra Catania e Milano, perché la sede appunto dell'associazione è quella, proprio in occasione della partita del cuore, che ricordiamo quest'anno è stata dedicata al tema del bullismo. Io vorrei chiedere alla regia, in questo momento di Gaetano Marano, di far vedere che cosa è successo allo stadio a Catania nel video Le scuole contro il bullismo. Striscioni che inneggiavano alla lotta contro il bullismo. Lo vediamo, eccolo qua, un filmato brevissimo. Ecco il Galileo Galilei, ecco il Boggiolera, sono licei scientifici della città di Catania, e poi abbiamo il Turrisi Colonna, passa la palla non l'odio. Ecco, ognuno ha diciamo formato uno slogan contro il bullismo. Questa cosa non è finita lì, questa cosa ha avuto poi una coda importante, ma ha avuto anche degli ospiti importanti che sono proprio arrivati dall'associazione milanese. Cristiano, com'è nata questa cosa? Intanto, come avete unito i vostri intenti con Luca Napoli? ACBS è un'associazione che da oltre 10 anni si occupa di provare a contrastare il fenomeno del bullismo attraverso incontri sia nelle scuole che presso cittadinanze, incontri serali con genitori, per sensibilizzare purtroppo questo fenomeno sempre più dilagante. La collaborazione con Luca e con questa meravigliosa giornata nella partita della solidarietà, un gol per la solidarietà, ricordo era lo slogan dell'incontro, nasce proprio da queste sinergie che uniscono trasversalmente tutta l'Italia insieme per combattere il bullismo. Diventa veramente sempre più complicato quotidianamente, lo abbiamo visto purtroppo con il suicidio di Paolo poche settimane fa, che diventa proprio una situazione
spesso fuori controllo e spesso sempre più all'ordine del giorno. Qualche anno fa non era così, noi speriamo sempre di chiudere l'associazione, che vuol dire che non c'è più bisogno di noi, ma in realtà temiamo che questa cosa non avverrà a breve. Non avverrà a breve, sai, hai detto una frase che un po' fa ping pong con la frase con la quale ho iniziato la trasmissione, cioè vorrei non aver dovuto fare questa trasmissione, no? Perché sarebbe, insomma, invece c'è. Allora, il fenomeno è purtroppo evidente, è assolutamente in crescita. Ci confrontavamo prima con Luca Napoli, sebbene insomma ci dividono un po' di anni, insomma lui è molto molto più giovane, ma io non ricordo al mio tempo dei fenomeni come questi, no? Fenomeni di accerchiamento, fenomeni perseveranti, fenomeni dolorosi. Ricordo che se avevi gli occhiali ti dicevano 4 occhi, ricordo che se avevi l'apparecchietto ai denti te ne dicevano un paio, ma insomma devo dire non ho ricordi traumatizzanti. Invece i giovani di questo tempo ce li hanno. Giorgia Butera. Allora, Giorgia peraltro ha un punto di osservazione importante, è vero? Sì, noi all'interno dell'organizzazione che presiedo abbiamo attivi 4 osservatori, uno dedicato al bullismo, al cyberbullismo. Io ho un ritorno che non so se voi lo avvertite. Molto spesso io mi ritrovo anche da nord, sud, centro Italia ad inviare delle segnalazioni ai dirigenti scolastici perché a noi arrivano i casi, gli episodi, molto spesso neanche l'occhio attento, e un po' si faceva prima riferimento purtroppo al brutto suicidio di Paolino. Quel contesto scolastico probabilmente era colmo, spero che questo sia stato sviscerato, di episodi di bullismo. Ci sono delle scuole dove gli episodi sono molto frequenti, diventa quasi una cultura certa. Il perché negli anni, e concludo il mio intervento, il perché negli anni si è sviluppato maggiormente è proprio la società che è aumentata per quei fattori che ci diciamo sempre, come appunto i social, quindi tutta questa amplificazione. Bullizzare oggi paradossalmente è l'atto che rende un giovane, un giovanissimo, una persona più forte, perché si è radicato questo nella psiche umana giovanile. Allora, io chiedo a Giorgia Butera, forse per ottimizzare la sua percezione di audio, di abbassare un po' il suo volume di ascolto. In questo spero di dare un consiglio corretto. Detto ciò, andiamolo a vedere questo spot che Luca Napoli ha messo in piedi con grande amore e dedizione, e lo voglio dire, anche se Luca in questo era estremamente riservato, però io lo voglio dire perché questa idea di dedicare quella gol per la solidarietà, come giustamente ha ricordato Cristiano, è nato proprio da un giovanissimo, è nato da tuo figlio, e il fatto che sia stato un ragazzino a dire facciamolo su questo ha 1000 perché importanti, certo. Perché capisce che è un problema reale, perché magari con i suoi occhi ha potuto vedere la sofferenza di qualcuno, perché si rende conto di quanto è brutto ritrovare un compagno di classe o di scuola in certe situazioni, quindi è un segnale molto molto bello, importante, che questa idea sia partita da un ragazzo. Guardate. Succede, sono davvero orgoglioso di aver realizzato con un gioco di squadra questa bellissima iniziativa. La chiusura del cerchio della nostra manifestazione l'abbiamo detto più volte, e diciamo sempre che l'unico strumento che noi abbiamo per poter contrastare questi fenomeni è la sensibilizzazione, e quello stiamo cercando di fare. Poi spessissimo parliamo di social, perché tutto probabilmente oggi parte da lì. Eh sì, perché lo diceva la dottoressa Butera, cioè purtroppo il cyber è assolutamente, no, è anche una cassa di amplificazione, no, certo, che ti porta a emulare. Che ti porta a emulare. Io voglio tornare appunto da Cristiano Castelnuovo, e nello stesso tempo vorrei mostrare anche al nostro pubblico la pagina del sito di ACBS, Associazione contro il bullismo scolastico. Perché?
perché questo luogo può diventare un riferimento, l'ho chiesto ieri, no, questo è l'Osservatorio Nazionale del Bullismo e Cyberbullismo di Mete Associazioni, ne parliamo tra poco, andiamo invece sul video ACBS Sito, eccolo qua. Scrivici, ti ascolteremo sempre. Allora, io voglio andare a spiegare, l'ho chiesto al telefono ieri parlando con Cristiano, questo luogo non è un luogo geografico, no? Questo luogo è un luogo per tutti, quindi Cristiano, non c'è una localizzazione territoriale per cui il bullo della Lombardia deve cliccare e segnalare una situazione, lo può fare chiunque da tutta Italia, giusto? Assolutamente sì, entrando nel sito c'è un'area dedicata dove si aprono quelli che si chiamano i ticket di richiesta. Noi abbiamo come regola interna l'obbligo, diciamo, tra virgolette, di rispondere entro 12 ore alle richieste che pervengono. Per darvi solo un numero purtroppo delle richieste che arrivano, abbiamo aperto questo sistema di comunicazione con tutta Italia senza vincoli geografici. Da 2 anni circa abbiamo ricevuto 1620 richieste. Posso chiederti qual è esattamente, un po' se possiamo stilare una tipologia? C'è una tipologia di richiesta che diciamo si spinge più delle altre? Guarda, generalmente scrivono i genitori perché i figli sono minorenni e quindi non hanno accesso direttamente a un contatto e ci raccontano quello che subiscono i propri figli. Poi noi di solito approfondiamo con una videochiamata che organizziamo in serata col genitore che ci ha scritto e mettiamo insieme quelli che sono i passaggi da fare per poter supportare al meglio la situazione che si è venuta a creare. Quindi lettere, mail e comunicazioni al dirigente scolastico, eventualmente approfondimenti anche col referente per il bullismo che ogni scuola dalla legge 71 del 2017 sul bullismo dovrebbe avere. In realtà purtroppo ci stiamo accorgendo girando l'Italia che no, non è esattamente così e proviamo a trovare anche soluzioni alternative affinché le vittime riescano ancora ad avere la serenità per poter continuare ad andare a scuola, insomma. Ecco, Giorgia Butera, la sensibilità è la chiave di volta di tante cose. Io certe volte dico, ma com'è possibile che non ci si accorga in un ambiente scolastico di situazioni limite che sono magari nei corridoi? Noi abbiamo visto nello spot, no? Una ragazza diceva, oddio, il terrore del suono della campanella per la ricreazione, quindi può succedere in quei momenti. Però io dico, com'è possibile che in tante occasioni gravi, perché parliamo di occasioni gravi, lo sono tutte le situazioni di bullismo gravi, alcune sfociano in situazioni irrecuperabili, no? Com'è possibile che io abbia sentito dire no, ma non ci siamo accorti? Questo non è possibile, questo è un voler togliersi da ogni responsabilità che tra l'altro spetta al corpo dirigenziale, al corpo docenti, quindi non è ammissibile perché, come dici tu, si ripete molto spesso, non sanno mai nulla. Io credo che lo stato attuale, l'attuale sistema scolastico dia una facilità eccessiva sull'accesso alla professione, perché essere insegnanti senza alcuna colpevolizzazione, io non ho mai fatto una colpevolizzazione alla scuola. Non vogliamo farlo neanche noi, dottoressa Butera. Però bisogna mettere un'attenzione piuttosto forte su questo,
su questo aspetto, perché il bullismo sta scivolando in maniera prepotente all'interno delle scuole. E cosa si va a colpire? Si va a colpire chiaramente la fragilità, la sensibilità di un bambino, di una bambina, perché inizia molto presto. Per il resto del gruppo, ho visto lo spot e mi congratulo per l'idea, per il concetto Grazie. e il messaggio che passa. Far squadra è utilissimo, però quello che accade nella normalità è che si fa squadra, ci si allea con chi poi va a bollizzare. È sempre molto meglio stare dalla parte di chi è il più forte, in questo caso sono i più forti, piuttosto che il bullismo c'è sempre stato. Quattrocchi, come dicevi tu, anch'io mi ricordo episodi a scuola media dove io stessa mi sono fatta portavoce magari di ciò che guardavo, osservavo, e magari ero io che venivo contestata. Non ci si può fermare più, perché il bullismo sta peggiorando, è amplificato, e non è vero che non esiste, perché molto spesso i dirigenti respingono al mittente le accuse. Lo abbiamo visto. Io le ultime lettere che ho scritto di segnalazioni è stata una scuola di Torino e un'altra di Mazara del Vallo, dove magari ti dicono sono episodi che riguardano non soltanto un alunno, un'alunna specifica, ma molti studenti della scuola. Che vuol dire? Mi domando che cosa vorrà mai dire questa come risposta. Comunque, no? Cioè, beh, è stata detta anche ai genitori di Paolino questa risposta. La dirigente ha respinto le accuse ai genitori. Certo, ma ovviamente insomma era una provocazione. Allora, noi ci fermiamo, c'è una pausa di 1 minuto e torniamo. Siamo tornati in studio, parliamo di bullismo e vorrei andare nuovamente da Cristiano Castelnovo. L'esperienza di questa associazione che lotta contro il bullismo, che sensibilizza, no? Cristiano, alla fine voglio dire, la parola sensibilizzare è l'arma vera che si ha in generale. Possiamo dire se continua a persistere lo stereotipo del bullo e se questo stereotipo, diciamo, esiste, è facilmente identificabile, oppure si possono anche nascondere queste personalità? Allora, il bullo ha delle caratteristiche specifiche e il bullo lo si riconosce. Il bullo è tendenzialmente una persona che ha l'intenzione di prevaricarne un'altra, di farne soffrire un'altra persona. Il bullo ha difficoltà a concentrarsi in ambito scolastico. Spesso il suo comportamento è frutto di una situazione di un disagio familiare. Molto spesso il bullo fa il bullo per attirare l'attenzione, perché in casa magari il secondo, terzo figlio non viene considerato, piuttosto che, e quando esce di casa deve fare qualcosa di eclatante per essere al centro dell'attenzione. Come si diceva prima, spesso il bullo ha dei seguaci, nel senso che è più facile salire sul treno dei forti piuttosto che su quello dei deboli, e porta con sé quelli che noi, quando spieghiamo il fenomeno del bullismo, chiamiamo spettatori, Sì. che sono le persone che assistono a un evento di bullismo, un fatto di bullismo, un atto di bullismo, e non intervengono, quindi non possono considerarsi neutrali, perché non sono neutrali, perché non intervenendo, interrompendo quindi quanto sta succedendo, prendono le parti del bullo. Certo. Prendono le parti del bullo, sono, diciamo pure sì, complici. Complici. No? Quindi il bullo vive di questo, no? Perché più persone gli danno, lo legittimano a comportarsi in quel modo, perché non mi ferma nessuno, anzi guarda quanti stanno vedendo, le mie gesta, compiacendosi quasi di quello che sto facendo io, e questo gli porta popolarità, quella che, come dicevo prima, magari non ha in casa, popolarità che non ha in classe, perché magari prende dei brutti voti e quindi non è neanche al centro, diciamo così, di gratificazioni scolastiche, e in qualche modo quindi identifica la sua vittima e comincia a prenderla di mira.
tenete conto, giusto per capirci, per dire quando è bullismo e quando non è bullismo, il bullismo ha 3 caratteristiche fondamentali per considerarsi tale: l'intenzionalità del bullo verso la vittima, quindi il voler fare quello che fa il bullo, la persistenza nel tempo, quindi non è un evento singolo a considerare bullismo, ma il bullismo c'è quando il bullo sistematicamente, giornalmente, più di una volta al giorno, prende di mira la sua vittima. E poi, come dicevo prima, c'è questa differenza, la simmetria nella relazione, dove il bullo si considera più forte della vittima. Questo è importante distinguerlo, perché poi diventa anche un po' l'elemento distintivo del bullo nei confronti della vittima. E Allora, perché la persistenza? La persistenza adesso, come si diceva prima, i social rendono la vittima 24 ore. esatto. Perché ai miei tempi, io ho 56 anni, ai miei tempi a scuola il bullismo c'era, perché non possiamo nasconderci, c'era anche negli anni 80, per amor del cielo, ma finiva lì. Adesso, quando si va a casa, ci sono i social, ci sono i profili Sì, falsi. è quello che dicevamo ci sono- prima, è quello che dicevamo Esatto. prima, E Cristiano. quindi la vittima, quando riceve un messaggio, quando si collega su Facebook, è perennemente sotto tiro e vive malissimo. Vive malissimo. Allora, c'è un altro lato di questa vicenda che, come dire, a volte ci domandiamo, no? È quello che Luca Napoli, parlando con me, io vi racconto un po' tutto, no? Nelle nostre chiacchiere è emerso un altro fattore che riguarda la punibilità. Certo. Noi parliamo di tutti questi problemi, sono tutti quanti reali. A volte si parlava, la dottoressa Butera parlava che giustamente anche i dirigenti scolastici devono purtroppo a volte minimizzare quello che succede, ma alla fine chi commette il bullismo, io lo chiamo appunto reato di bullismo, viene punito? Conosciamo, Cristiano, intanto ti saluto, piacere rivederti. La domanda Anche la a me, volgo Luca, tanto. La rivolgiamo a a entrambi tutti. gli ospiti, partendo dalla dottoressa Butera, visto che poco fa parlava Cristiano, andiamo a Palermo. Sì, certo. Impuniti dunque, no? Conosciamo qualcuno che è stato punito per il reato di bullismo, non in Sicilia, in Italia? Esiste? Partiamo da lì, perché, Cristiano, tu forse dici giustamente no, non hai riferimenti da questo punto di vista, perché se io non ho il concetto della punizione, tornerò sempre a compiere quello che ho fatto, anzi con la complicità dei miei compagni di scuola, di classe, quel Diciamo che sia. che l'ideale sarebbe non avere, cioè non essere quello che si è in quel senso, non per una punizione, uno dovrebbe esserlo, giusto? Cioè non è la paura della Facevo l'esempio con della Roberta. punizione. No, ma sì. Se io metto la macchina in doppia fila e non vengo multato, l'indomani farò lo stesso nuovamente. Questo a Catania. Per Invece fare a Milano un parallelismo su sono Catania. un po' più disciplinati, almeno così si dice, poi non lo so se è veramente... Sì, è solo un si dice, bravo. Solo un si dice, No, non è- però io questo elemento è un elemento Credo sia fondamentale. che fa parte anche, come dire, perché insomma abbiamo spulciato un po', Giorgia Butera, abbiamo spulciato un po' e allora è chiaro non esiste il reato, no, di bullismo, ma dipende tutto dall'età. Quindi se sei, diciamo, un minore, il massimo che ti può capitare è finire in qualche comunità di recupero, servizi sociali dei comuni, tutto mi sembra piuttosto, come dire, no? Un po' Vago. fumoso e vago. Giorgia Butera. Sì. È piuttosto leggero, l'impunità è quello che porta a crescere qualunque tipo di comunità, qualunque tipo di società, altrimenti resteremo sempre fermi del tutto è possibile di libero e facile accesso e questo non ce lo possiamo più permettere perché il bullismo e il cyberbullismo hanno schiacciato la società attuale e allora d'accordo non possiamo parlare di reato, però secondo me qualcosa bisognerebbe anche considerare in tal senso, perché non si riesce ad arginare in alcun modo. Allora, anche all'interno delle stesse scuole bisognerebbe attuare dei decaloghi, partendo chiaramente dal Ministero, non che siano regole scolastiche, ma partendo dal Ministero, perché il bullismo deve essere in qualche modo sanzionato. Altrimenti non ne usciamo più, va soltanto ad aumentare e amplificarsi.
Però dico, io penso che però ci deve sempre essere in tutti gli ambienti una prima sentinella, cioè allora andiamo diciamo, a capire che cosa ne pensano, abbiamo veramente pochissimi secondi, non minuti ma secondi. Chi è la prima sentinella? Lo chiedo a chi ci lavora in questo ambito, a chi sensibilizza. È la famiglia, è l'amico del cuore, l'amica del cuore, la professoressa, è la preside? Chi è la prima sentinella? Sono Cri- tutti, sono tutti. Lo so, Tutta Mi la sento rete di che sta dire, attorno è tutto sentinella. mi sento di dire il primo che vede, il primo che ha il sentore che sta succedendo qualcosa. Nessuno ha, come dire, la priorità nell'essere sentinella, no? Nel senso che veramente tutti che si rendono. Però mi sa che queste sentinelle non funzionano, Cristiano, perché poi se siamo qui a parlare e non troviamo le soluzioni, parliamo del nulla. Allora, Luca, bravo, Luca, il problema, come si diceva prima, diceva molto bene la dottoressa Butera sulle scuole, i dirigenti scolastici molto spesso per il buon nome della scuola, che vogliono quindi che la scuola non si infanghi con situazioni, no, legate al bullismo o altro, negano disperatamente, negano fino alla negazione proprio, no? Che no, il bullismo non c'è nella mia scuola, ma che fa, scherza, il bullismo, ma no, 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 sono ragazzate, le solite cose. Il problema è che gli stessi docenti responsabili, referenti del bullismo, come dicevo prima, che la scuola dovrebbe avere, cosa fanno? Vanno contro il dirigente scolastico? No. Quindi spesso le situazioni si risolvono che se il ragazzo o la ragazza vittima non inizia a parlarne con un amico, l'operatore scolastico, il famoso bidello, insomma, per intenderci, l'allenatore di pallavolo, piuttosto che diventa difficile, diventa complicato scoprirlo. Luca voleva... Sì, Cristiano, tu poc'anzi parlavi di una sorta di referente scolastico per il bullismo. Questa figura è una figura presente, che deve essere presente per legge, o una figura che può essere presente per legge? No, la legge 71 del 2017 ha introdotto proprio all'interno delle scuole la nomina del referente per il bullismo, Ok. che deve esserci proprio nominato fra il corpo docenti, che dovrebbe seguire e organizzare anche la formazione, no? Noi andiamo in tante scuole dove c'è il referente del bullismo che ci contatta, organizziamo gli incontri e boom. Ma non è così in tutte le scuole, ma non scuole perché chissà sono in capo alla montagna o altro, anche in città ben conosciute, voglio dire, famose. Non tutti ce l'hanno, però esiste, se andiamo a leggere il testo appunto della legge Esiste un 71. obbligo, esiste un obbligo. Già questo. Esiste un Sì. obbligo. Allora, abbiamo... Così come il monte ore, così come il monte ore della psicologa, Certo. così come il monte ore della psicologa che ogni scuola deve avere. Mi viene abbastanza da ridere quando le scuole fanno 15 ore anno di psicologa. Che voglio dire, no? Scusate. Posto che 15 ore forse basterebbero al giorno per ciascuno di noi. No, sì, capisce Vabbè, che, è insomma, chiaro che è un paradosso. Allora, noi dobbiamo esatto. chiudere, dobbiamo chiudere. Esatto. Vi posso chiedere un'unica parola alle persone che ci stanno guardando, ai ragazzi che in questo momento si sentono a volte, chissà, anche sbagliati, no? Perché dobbiamo dire, nessuno ha colpa di un difetto fisico, di una difformità del carattere, sempre che i parametri siano universali e non lo sono. Nessuno ha colpa. Io vorrei dire che a volte forse si sta zitti perché ci si vergogna di qualcosa, non si vuole portare a galla, si tace per qualcosa. No, io credo che oggi voi possiate essere da stimolo per chi subisce, a dare una svolta. In che modo possono farlo? Prego, dottoressa. Allora, sì, grazie. Credo che per molti, magari per chi è bullizzato, bullizzata, magari poter chiedere aiuto anche oralmente, utilizzare la parola possa essere una difficoltà ulteriore. Anche un messaggio scritto, poter consegnare una lettera, una semplice frase anche al bidello.
all'insegnante, alla persona più vicina di cui fidarsi. Chiedere aiuto è possibile, non bisogna rimanere in alcun modo isolati, ma questo vale altrettanto per chi assiste a degli atti di bullismo e decide di non allearsi con la cattiveria umana, decide di aiutare invece chi dalla cattiveria umana ne è ferito. E poi Quindi facciamo... poter chiedere aiuto in maniera scritta molto spesso può aiutare maggiormente. Chiudiamo subito con Cristiano. Sì, io ribadisco la possibilità appunto di scrivere ad ACBS, per cui il contatto viene subito preso in consegna e risposta in 12 ore al massimo, e questo già aiuta molto perché scarica scrivendo quello che è successo. Uscire dal bullismo, dall'essere vittima si può, ne è esempio il nostro presidente Vincenzo Vetere, che ha fondato l'associazione dopo 15 anni di vittima di bullismo nella scuola, quindi si può fare, no? Boom. E soprattutto non restare isolati, cioè non tenersi tutto dentro, ma come dice anche lo spot, no? Insieme si vince, nel senso che alla fine se io condivido la mia brutta esperienza con chi mi sta accanto, trovo la forza anche per reagire, per uscirne. Grazie. È difficile perché le vittime molto spesso hanno poi una forte autostima che precipita, no? Esatto, è quello che dicevo, no? Ci si sente quasi, come dire, responsabili della propria condizione. Sì, bravissimo. Cristiano, bravissimo. dobbiamo chiudere. Grazie, Grazie a voi. l'ultima Se mi parola a consenti, te. L'ultima. Il consiglio più grosso lo darei alle famiglie, di stare più accanto ai figli. Stiamo attenti, i segnali, perché le sentinelle siamo anche tutti noi, e attenzione perché ciascun ragazzino bullizzato potrebbe anche essere nostro figlio. Attenzione, sempre. Ci torniamo sul bullismo. Grazie a tutti voi per averci seguito. Buongiorno.